Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere ospite in studio Paolo Ghiotti. Paolo Ghiotti è il neopresidente di ANCE Veneto, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Lui imprenditore di Trecenta, quindi un polesano DOC, certo. DOC CG, come lei prima mi ha detto. Sul tappeto, per una intervista introduttiva, naturalmente ci sono tanti temi, perché l'edilizia, come abbiamo titolato anche questa puntata, è un po' un termometro dell'andamento economico, in questo caso del Veneto. Partiamo dal mercato delle abitazioni. Com'è la fase in questo momento? C'è un po' di ripresa? Bene, allora io direi che prima di proporre dobbiamo anche un attimino capire in quale contesto viviamo. Il patrimonio nazionale consta di circa 59 milioni di unità abitative. Di questi 59 milioni, circa 24 milioni sono ad alto rischio sismico, 6 milioni circa ad alto rischio idrogeologico e quasi il 50% di tutte queste abitazioni sono abitazioni che hanno più di 40 anni e quindi vecchie, abitazioni che sono energivore. Capito questo, dobbiamo anche capire che stiamo, tanto per inquadrare un po' il concetto abitativo, dobbiamo anche capire che viviamo in una società che sta cambiando molto rapidamente. I giovani sono sempre meno e quindi gli anziani sempre di più. Viviamo in una società che è sempre più multietnica e quindi questo ci deve far capire che la nostra edilizia oramai deve cambiare. Abbiamo costruito probabilmente troppo e forse anche male, un'edilizia che doveva essere stoppata già 10 anni fa. Case costruite nuove che sono già vecchie, perché pur non essendo mai abitate non rispondono più a dei requisiti di interesse di quelli che sono i futuri compratori, i famosi millennials, li chiamano i ragazzi giovani che dai 19 ai 35 anni sarebbero i futuri acquirenti, che hanno interessi diversi. La casa oramai non è più forse come per i nostri padri quel bene rifugio, no? Ci si sacrificava, si lavorava, lì si mettevano i soldi per poterla poi offrire ai propri figli con enorme gioia. I giovani cercano forse qualcosa d'altro, un po' anche perché il lavoro locale non è sempre garantito, quindi devono cercare lavori che li aggradano in luoghi diversi, devono anche essere predisposti a girare. Quindi la casa probabilmente non è più per loro bene rifugio, ma è forse un servizio, come il rappresentante ha la macchina veloce e confortevole perché fa tanta strada e probabilmente chi fa strade sterrate bianche ha il fuoristrada, così anche i nuovi acquirenti cercano case che diano loro un servizio, che deve essere di loro pertinenza per le necessità che hanno nei posti dove si trovano a lavorare. Ecco, lei ci sta offrendo una visione nuova dell'abitazione, quindi del mercato edilizio. Ci sta dicendo che stiamo un po' assomigliando agli americani? Voglio dire, da noi l'ambizione delle famiglie è sempre stata quella di poter avere la casa. Poi siamo abituati invece a vedere immagini che arrivano dagli Stati Uniti dove ad ogni cataclisma proprio le case vengono buttate giù e talvolta viene anche da chiedersi di che cosa sono fatte, perché è vero che là insomma, i fortunali sono potenti, sono veri e propri disastri. E poi si scopre che insomma, l'americano ha un rapporto con la casa diverso dal nostro, un po' la logica del servizio che lei proponeva. Quindi stiamo cambiando? I giovani, non voglio dire che hanno un'idea della casa usa e getta, però è un po' appunto come lei citava, il servizio, non è più il patrimonio. Sì, ritengo che si stia modificando il concetto della casa. Come dicevo prima, la casa oramai deve darti un servizio. La casa deve essere anche intesa un po' nei paesi scandinavi, per esempio. Le case nascono con un ciclo ben preciso di durata, sono case che poi devono essere riciclate. Quando parlo di edilizia nuova noi dobbiamo entrare anche in questo nuovo concetto. Ecco, lei scusi, lei sta introducendo un ulteriore tema
che però è veramente stravolgente rispetto alla nostra cultura ed è un tema che noi abbiamo scoperto drammaticamente con il crollo del Ponte Morandi, perché credo che nessuno a livello di opinione pubblica, così voglio dire, tranne che evidentemente gli esperti, sapeva che i materiali edilizi hanno una scadenza. E quindi noi abbiamo un patrimonio che andrebbe sostituito anche perché sta andando a scadenza. Questo che lei ci sta dicendo? Anche, sicuramente sì. Tant'è che l'edilizia è il futuro dell'edilizia, anche perché il mondo, secondo me, è di chi se lo sa immaginare. Quindi l'edilizia delle nuove costruzioni è un'edilizia che oramai ha uno stop. Non possiamo più parlare di crisi nel settore edilizio. Dal 2007-2008, i primi albori di difficoltà, a tutt'oggi, i numeri non sono di molto cambiati. Non è una crisi se dura 10 anni. È una nuova era, è un passo diverso, è qualcosa di diverso. Allora l'edilizia deve studiare qualcosa di nuovo. Quella che Renzo Piano chiamava l'edilizia del rammendo, quindi un'edilizia che deve passare attraverso il restauro. Quando parlavo di casa che deve dare un servizio, parlo di una casa che deve essere un qualcosa di sartoriale, un qualcosa di fatto su misura. E quindi dobbiamo pensare ad una riqualificazione di tutte queste case vecchie, che oltre ad essere energivore, come dicevano prima, hanno dei seri e grandi difficoltà anche da un punto di vista statico. 24 milioni, parlavo di case ad alto rischio sismico. Io vivo nella pianura padana, mai nessuno di noi avrebbe pensato fossimo soggetti a terremoti. Pensavamo ad alluvioni, pensavamo che le nostre disgrazie fossero le zanzare, non pensavamo proprio al terremoto. L'ultimo è stato Ferrara nel 1520, no? Quindi l'ultimo è stato quello in Emilia-Romagna che ha colpito anche la parte bassa del Veneto, tra l'altro. Certo che sì, per cui abbiamo la necessità di questi nuovi concetti. Quindi io faccio un po' l'avvocato del diavolo. Mi pare un discorso pro domo sua, nel senso come imprenditore edile. E il consumo del suolo, come la mettiamo con questo tema? Il consumo del suolo, anche qua per inquadrare la situazione, il 58% del consumo del suolo non è fatta da un'edilizia vandala, cosa che in realtà è di Villette a Schiera. Il 58% del consumo del suolo sono ferrovie, sono autostrade, sono ospedali, sono aeroporti, sono pubbliche discariche, sono servizi indispensabili a quello che è il bel vivere. Resta sempre un 42%. Resta sempre un 42% all'interno del quale c'è veramente stata un'edilizia poco coordinata, volgare, a volte inutile, che sul mercato adesso purtroppo è di peso. E quando infatti parlo di rammendo urbano, si parla di quell'edilizia che deve passare attraverso o il restauro attento di tutti quei fabbricati monumentali che hanno il dovere da un punto di vista storico di essere restaurati, e anche attraverso quelle demolizioni e successive ricostruzioni in situ, che a volte costano molto meno rispetto al restauro in sé, per cui nel rispetto del suolo andiamo a costruire dove c'era già il costruito, costruendolo ovviamente con i nuovi sistemi che sono rispettosi dei concetti della sismica, ma che sono fondamentalmente rispettosi di quello che è il bel vivere, il benstare, perché la casa dovrebbe offrirti questo, no? Certo, ma mi viene da chiedere, ce lo possiamo permettere? Perché lei sta disegnando il futuro, però è un futuro che costa. Cioè io appena, come immagino, appena finito di pagarmi il mutuo, arriva il signor Paolo Ghiotti che mi dice te ne devi fare un altro perché dobbiamo cambiare la casa. Perché quella casa non risponde più a determinati criteri, perché i materiali si consumano. Cioè, ce lo possiamo permettere, un futuro di questo tipo? Beh, io penso che qualcosa sia già stato fatto e si stia anche ancora facendo. Ci sono le famose defiscalizzazioni, quindi l'opportunità da parte del cliente che
intraprende l'attività del restauro di defiscalizzare parte della spesa, 50, 60%, 80, Famosi 80, piani casa, insomma. esatto, 85% se l'adegua da un punto di vista sismico. Quindi ci sono delle attenzioni verso, che sono lusinghiere non solo per il committente, che fanno bene anche all'edilizia e che quindi creano un incentivo al fine di creare questa opportunità. D'altra parte spendere 100.000 euro e trovarsene defiscalizzati la metà, insomma, ritengo sia effettivamente interessante, no? Ho ancora un minuto, allora la domanda Sì. delle 100 pistole al nuovo presidente di ANCE Veneto, che speriamo poi di riavere in studio, perché la sua visione è veramente interessante. Chiedo per concludere, se lei sarà contento se, come presidente, cosa otterrà? Allora, le problematiche nella nostra attività sono più di una. È ovvio che il ruolo, ma non solo da un punto di vista politico quale presidente, ma anche come imprenditore, io amo alla follia la mia attività. Problematiche ce ne sono. Quali sono? Sono burocrazia, burocratos, potere delle scrivanie. Sembra quasi una parolaccia, però questa burocrazia rallenta e con tempi estremamente lunghi lo sbloccare di ogni parte, 380 giorni per una valutazione di impatto ambientale, non può essere. Abbiamo un fisco che è un nostro socio di maggioranza, abbiamo il settore degli appalti, ci vediamo aggiudicare degli appalti se siamo fortunati, tanti ci vengono portati via, tra virgolette, con ribassi incredibili da aziende non del luogo. E una piccola l'80% degli appalti sulla nostra Rovigo è stata aggiudicata di imprese che non sono locali. Questo mi dispiace. Noi siamo un'azienda, esistiamo nel 1926 sul nostro territorio. Ma al di là del campanilismo, voglio dire Sì. che questo è un sano campanilismo, fa anche pensare il fatto che aziende che arrivano da fuori, evidentemente con dei costi superiori, fanno dei ribassi d'asta che... Incredibili Insomma, ed inconcepibili, ma non lasciano solo a bocca queste aperta. aziende stanno facendo del male a se stesse perché non possono andare Certo. avanti così. Stanno facendo del male alle imprese sane del posto, stanno facendo male ai fornitori del posto. La piccola e media azienda è il 99% delle aziende nazionali. Qua non parliamo solo di PIL, parliamo di linfa vitale per la nostra azienda. Io la Hanno devo però chiuso- interrompere, so che Prego. vedo che ho toccato un tasto importante, però dobbiamo avere altre occasioni Certo. per parlarne. Certo che sì. La ringrazio e le auguro buon lavoro a Paolo Ghiotti, che è il neopresidente di ANCE Veneto, l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Grazie, a voi alla prossima. Grazie.